Amici di Bella Sicilia, chi ama la mountain bike deve guardare il video fino alla fine. Buongiorno da Cesarò con Salvatore, che non è stanco perché hai una passione straordinaria. Buongiorno. No, la passione non toglie la stanchezza, Adriano, te lo assicuro. Parlaci di questa grande passione che hai. Allora, la passione prevalentemente, più che per le bici, è per il mio territorio, per Cesarò e per i Nebrodi. E da poco è nato questo progetto che si chiama Camurria Nebrodi Bike Tour. Andiamo in giro in bici a far visitare i nostri luoghi, a far assaggiare i prodotti del territorio. Lavoriamo su tutto il territorio dei Nebrodi. È un connubio tra natura, sport, tradizione, cultura, storia e comicità, perché io ce l'ho nel sangue e devo far ridere la gente, altrimenti muoio. Per la sagra del suino nero e del fungo porcino l'8, 9, 15, 16 novembre, coloro che amano la mountain bike potranno anche godere di questo momento piacevole. Ovviamente, sì, possono contattarci sul nostro sito Camurria Nebrodi Bike Tour, oppure ci possono contattare sui social, sempre con lo stesso nome, e concordiamo un percorso adatto alle esigenze del cliente, che sia un principiante o che sia, insomma, un professionista del settore. Qui vediamo una bicicletta davvero particolare, speciale. È molto piena di fango, come vedi. Perché vuol dire che ha fatto il suo che compito al sì, meglio. Lavora. È giovane ma già ha lavorato tanto. Sì, questa è una Bianchi, è una mountain bike insomma, è una gran bella bici, è professionale. Abbiamo un doppio ammortizzatore, full ammortizzatore, che ti permette di fare dello sterrato, ti permette di attraversare dei terreni un po', insomma, importanti e difficili da percorrere, salvaguardando anche la schiena e quant'altro. Pedalata assistita non significa nessuna fatica? Assolutissimamente no. Al contrario di quello che tutti credono, no, pedalata assistita, la bici ti aiuta, ovviamente permette anche a chi non ha un allenamento agonistico di fare determinati percorsi che altrimenti non sarebbero riusciti a fare con una bici muscolare. Tutto qua, ma credimi, la fatica c'è. Una giornata tipo che proponete? Una giornata tipo, allora la giornata quella, il tour classico per principianti che proponiamo noi, di un giorno è quello con partenza da Cesarò. Arriviamo a Portella Femmina Morta, quota 1500 e qualcosa. In quanti minuti all'incirca? Un'ora circa. Arrivati lì? Soste, pause, foto, ovviamente, in tranquillità. Noi facciamo escursioni, non facciamo gare, quindi deve essere un piacere. Sì, dobbiamo rilassarci. Arriviamo a Portella Femmina Morta e poi si parte, si imbocca la dorsale dei Nebrodi. Visitiamo il Maolazzo, visitiamo il Biviere, ritorniamo indietro e poi visitiamo Montesoro, che siamo a 1800 metri, e la Cerone di Montesoro. Questo, diciamo, è il percorso più semplice, adatto a tutti, che tutti possono fare e che lo si può fare in 2-3 ore, si riesce a farlo. E poi niente, poi si può pranzare in una struttura del posto, possiamo pranzare al Maulazzo, possiamo pranzare a Sacco, possiamo fare quello che vogliamo. Noi non organizziamo dei tour in base alle nostre esigenze, il tour lo organizza il cliente in base alle proprie. Quindi tu ci chiami, dici io voglio fare questo e quest'altro, voglio mangiare qua, voglio mangiare là. Basta che non mi dici che vuoi mangiare pesce, perché a Cesarò non te ne faccio mangiare. Chi non ha la bicicletta? Gliela noleggio e non è un problema. Mentre chi ha qualsiasi tipo di mountain bike può partecipare o deve avere delle caratteristiche? E allora, tutto dipende dai percorsi. Percorsi semplici si possono fare con qualsiasi tipo di bici, anzi, ti dirò dell'altro, si possono fare anche con le gravel, che sono delle bici da corsa. Ci sono dei percorsi che queste bici ormai fanno sia sterrato, riescono a fare. Ci sono degli eventi, per esempio a giugno abbiamo organizzato un evento pazzesco, Wild Tour, c'erano circa 30 partecipanti, ma erano tutti professionisti, perché era un giro abbastanza tecnico, complesso e complicato, che partiva da Cesarò fino ad arrivare a Cutò, Mazzaporro, insomma sono dei terreni sconosciuti alle bici. E la tua simpatia sarà anche il contorno di questa giornata. A proposito di questo, in maniera naturale siciliana, quale invito facciamo per la sagra? Allora, per la sagra, intanto pace, saluti e camurria a tutti.
E niente ragazzi, godiamoci la Sagra del Suino Nero del Fungo Porcini, 8 e 9 novembre, 15 e 16 novembre a Cesarò, il cuore dei Nebrodi, la porta dei Nebrodi, un zucchero, va. Quindi basta con la solita camurria, venite alla Sagra del Fungo Porcino e del Suino Nero dei Nebrodi. Buon tour tra i vicoli di Cesarò. Ciao, E allora, grazie. E adesso si va. e allora si percorrono le strade più belle verso le più belle zone di questa terra. È stato un grande piacere, Salvatore. Ciao bello. Al prossimo video sulla Al pagina di prossimo. Bella Sicilia.